E andiamo. Sono proprio curioso di sapere quanta gente c'è di giovedì sera, di giovedì notte. No, no, è la live, la sigla. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Allora, come si fa? Signori, pompierate voi a me perché io sono entusiasta di quello che ho visto da alcuni giocatori che sono di una caratura superiore e ce ne eravamo accorti anche subito, perché ovviamente Neres, lo stesso Ngong, noi abbiamo detto proprio De Laurentiis, ricordate, quello che ho scelto io perché aveva impattato bene ed era un peccato non utilizzarlo fuori dal progetto, perché ti torna utilissimo, quindi bene. E poi come entra McTominay subito segna, insomma tante cose bellissime. Noi abbiamo parlato prima, io non ero convinto assolutamente di questo turnover selvaggio, perché è selvaggio, li hai cambiati tutti, hai messo Marin in condizioni di, e dobbiamo parlare sicuramente della partita di Marin, perché alcune cose buone e alcune sciuliate, proprio momenti di blackout di giocatori che se lo fai poi in Serie A si rischia troppo. E quindi possiamo parlare poi di tutte le prestazioni. In questo caso ha molto senso parlare di tutte le prestazioni individuali per capire, se si resta con questo modulo, quanto possono rientrare nelle bentornato, tu non te ne sei mai andato, Michele, nelle rotazioni dei giocatori. Molto bene il risultato, molto bene tutto. Il Palermo ovviamente è una squadra, probabilmente questa poi è la differenza tra chi fa il tifoso o anche un po' di analisi, ma non si può guardare le partite degli avversari. Probabilmente si sono fatti due conti, hanno pensato che il Palermo non rappresentasse una minaccia e si è approfittato per far ruotare tutti. Quindi ha ragione Conte e non dobbiamo essere innamorati delle nostre idee. È bene parlarne prima, però, perché poi dopo è facile, ha fatto bene, ha fatto male, se si perde o se si vince. Si dice e poi si esulta, e se dovete pompierare voi a me. Allora, esatto, è Mazzarriano, dove sta Sergio? Mazzarriano, con delle seconde, fammi dire, con alcune seconde linee ottime, perché è chiaro che Gilmour è una seconda linea ottima, Neres è una seconda linea ottima, lo stesso Ngong come ha impattato. Poi si sono difesi Simeone, Raspadori, Spinazzola un po' in surplus. Juan Jesus hai carbone, non c'è niente, qualche cosa ti metti paura perché è Juan Jesus, ma poi alla fine ha segnato pure. E su Caprile anche dobbiamo parlarne assolutamente. Allora vi anticipo che questa è live lampo, è lampo perché devo andare a lavorare, il giovedì è spesso lavoro per me, potrebbero esserci degli interventi durante la live, non si sa niente, si fa tutto al volo. È andata benino, Rafa Marino non è nessuno, a gennaio non è nessuno piano, però deve crescere, deve sicuramente crescere. Siamo meno violenti con il giudizio. È un giocatore che ha fatto delle buone chiusure, dei buoni interventi puliti, anche in impostazione non malissimo. Poi ha fatto 2 o 3 sciuliate proprio di banana sulla buccia di banana. Prima che lo dimentichi, lo vedrete domani in reaction, perché domani mattina vi esce la reaction. Le bombe non possono. Valeria, Neres, la ruleta, il tour, mamma mia, a seguire è stato come sesso e samba. McTominay a Lucca come un pazzo, gesticola con le mani, bacia la maglia, non è nato in Scozia ma nel rione Traiano. Grande Valeria.
Mi sentirete urlare al gol di McTominay, mamma mia che ho combinato, e che se non mi cacciano adesso non mi cacciano più. Phoenix Fire, sono pazzo per McTominay, permetti una piccola parentesi, ti mando un veloce vocale, un abbraccio, sì, dopo li recuperiamo anche tutti i vocali Phoenix, grazie sempre, e recupero anche Alessio Marignano. McTominay ha fatto guai a la maglia, che quindi ci siamo innamorati tutti quanti. Ragazzi, questo fa il paio anche con l'intervista, presentazione insomma di McTominay, dove sentiamo parole di un ragazzo che è mentalizzato, è consapevole, mi sembra di spessore superiore proprio come ragazzo, al di là che come grande calciatore. Neres ottiene, ma non mi potete vedere più, vedete solo Diego che segna a raffica, perché c'è Tore Falanga che si aggiunge, il ragazzo venuto dal Verona alla seggiata comunque molto bene come McTominay. Marin pare Scarzulì, è che già mi piace di più pare Scarzulì, è già più morbido come cosa. Sto ancora pensando al tunnel di Neres. Che bello che l'abbia fatto e che bello che le telecamere lo abbiano inquadrato, e ci sono almeno un paio di inquadrature bellissime, nonostante fosse tipo fuori gioco e l'azione non si sarebbe conclusa. Però vedi lo spunto, vedi una cosa che il giocatore ce l'ha o non ce l'ha. Il pensare quella giocata vuol dire che tu c'hai un controllo con la palla, i piedi fanno quello che fanno prima, quello che gli altri non possono nemmeno pensare, perché fare quel movimento che poi è veramente qualcosa che si vede poco in Serie A, si vede pochissimo, ed è uno spettacolo averlo. Ci aggiungiamo un altro assist, ci aggiungiamo il gol. Ditemi voi se sto ragazzo prima o poi, non dico che gli devi costruire la squadra intorno, non dico questo, però lavoriamo sugli equilibri, sui presupposti, se si può fare, perché ho capito tutto il lavoro che fa Politano, però già tenere Ngong in panchina mi fa un pochino male, diciamo in quella zona col sinistro che rientra così, tenerlo in panchina per Kvara posso accettarlo, ma tenere troppo in panchina Neres vado in difficoltà. Big McTominay, sono pazzo per Jesus, mamma mia che bellezza. Caratteristiche di Maksimovic, hai ragione Falange, somiglia, io l'avevo individuato come fisionomia simil Gatti, perché è un po' alto così, magari un po' ruvido. Maksimovic lo ricorda abbastanza. Non benissimo. Gilmour è il clone di Lobotka, senza alcun dubbio. Si sono messi in verticale, lo avete visto. Il Napoli impostava a 3, ma impostava a 3 con Lobotka che si metteva tra i due centrali che si allargavano molto, e qua è sfizioso vedere, confermi il modulo che hai utilizzato con la Juventus? Sì, però con la Juventus i terzini bloccatissimi, mentre in questo caso Mazzocchi e Spinazzola andavano, si allargano i due centrali, e in fase di impostazione c'hai Lobotka che viene tra Marin e Juan Jesus, quindi non è costretto nemmeno Marin a fare troppa impostazione, è stato studiato, non è che si lascia al caso. E Gilmour davanti, quindi si possono creare i vari triangoli. Ebbene, questo permetteva poi, con l'ampiezza dei terzini che vanno, i due, cioè sia Neres che Ngong, stare anche un po' più centrali, dietro, a fianco a Raspadori, con Raspadori e Simeone in verticale. È bello così. È chiaro che è una squadra che ti ha permesso di fare, l'hai sbloccata subito, sei andato sul velluto, quindi calma, non esaltiamo. Federico Fernandez, anche un paragone che ci può stare con Marin. Con la qualità del centrocampo io giocherei col 3-6-1, e poi alla fine quelli poi i numeretti così si sviluppano quando si muovono. Buonasera Valerio, non sono d'accordo, Marina ha fatto una buona partita da 6,5, ha fatto un fallo ma niente di che. No, non è il fallo ci sta, e l'ammonizione, ho capito a cosa ti riferisci. Un paio di volte ha dato la palla agli avversari, l'ho visto e lo vedrai in reaction, e poi nell'analisi prenderò gli screenshot, quindi te lo farò vedere. Ha fatto una buona partita, sono d'accordo quando dice ha fatto una buona partita, con questi 2 o 3 momenti di sbavature che magari un'altra squadra ti punisce, e il Palermo no. Questo sì.
Lo dico con la vittoria, sto turnover massiccio non lo capisco, Marina ha perso 2 brutti palloni ma qualche buona chiusura, Neres tecnica impressionante, gol di mio marito Scott e sto. Caprile un po' mi preoccupa, 2 uscite strane in 2 partite. Non è, vediamo se dallo stadio abbiamo un intervento. Buonasera a tutti, già sono uscito dallo stadio, vale, buonasera. Bravo. Ottimo clima fino alla fine del primo tempo. Denunciamo questa cosa perché non se ne può più con questi bomboni. Bravissimo. Fammi capire se dallo stadio si capiva di più qualcosa. Io ce l'avevo di fronte, vale. Non mi interessa nemmeno chi ha iniziato e chi ha continuato. Ma non mi interessa manco a me. Però basta, cioè stai vincendo. Non se ne può più. Primo tempo, una partita bellissima, diciamo, giocata anche discreto ritmo, manco chissà che comunque il Palermo è proprio, cioè Mazzocchi e Raspadori potrebbero giocare perfettamente nel Palermo, diciamo così, perché niente di meno Mazzocchi mi ha fatto rimpiangere Isai, ho detto tutto. Sì, diciamo, ce l'ha avuto tutto il primo tempo davanti cioè sotto proprio di me, che io stavo il lato della curva, diciamo così, nei distinti, quasi dove sta il tabellone. Però vale, io non questa cosa, però non dico perdono, ma la devo denunciare perché cioè, io spero che il presidente faccia qualcosa perché non se ne può più. Non so, a me una bottiglina d'acqua non me l'hanno fatta entrare, ho pagato 3 euro, che poi il tappo fa male. E bomba no, e la prossima volta allora mi compro una bella bomba e me la bevo, può darsi che magari me la fanno entrare. Hai fatto benissimo a dirlo, lo stavo cominciando a dire, poi sono arrivate donazioni a raffica, è inaccettabile. Se poi ti squalificano il campo... Esatto, devi dire che Desper Berlini ha fatto 3 annunci come da regolamento, poi ha fatto il 4 che diceva questo è l'ultimo, poi il quinto, perché poi non so, a me sembra che abbiano iniziato, non lo so, te l'ho detto, non mi interessa, nel senso questa raffica di occhi, no? Cioè era finito il primo tempo ancora diciamo così, ma poi state continuando, cioè stavano proprio, non lo so. È caduto Fabio, lo recuperiamo. Si è recuperato da solo. Sto fuori gruppo, no, lo so, sto dietro il cellulare. Ecco, fammi lasciare, se no prendo il fuoco. Stiamo dicendo, a me non mi interessa, io mi vado allo stadio, a me non mi interessa che hanno il gemellaggio col Palermo, il gemellaggio col Catania. Ok, ma il Napoli-Palermo, cioè Caruma, il Napoli-Palermo, mo. C'hanno 5 palloni, pensiamo alla partita, anche perché i tattici ce ne sono stati molti. La partita stasera uno schema che secondo me, e io te ne ho inviati pure a te, hai visto alla fine del primo tempo, non so se hai visto, cioè c'era il Napoli. Parliamo di questo, perché l'abbiamo denunciato, ok, ma parliamo di questo. Il Napoli stasera impostava a 3,5, dipende dal lato, diciamo, e uno dei terzini rimaneva più alto per fare il 3 insieme allo Botka e Gilmour che erano in verticale, però che lo Botka si veniva a prendere il pallone. Poi c'erano i 2 esterni d'attacco che facevano le mezzali, partivano proprio da centrocampo, i terzini avanzavano, il movimento di Simeone e Raspadori ad allargare e Ndongue e un Gonce, diciamo così, che entravano. Devo dire che questo è davvero ottimo, mi piace questa impostazione. Poi invece in difesa gli esterni d'attacco rimanevano esterni e il centrocampo si chiudeva a 3 per una sorta di 4-5-1. Non so tu cosa ne pensi. Hai perfettamente, tu ovviamente non potevi stare in live, ho praticamente cominciato a fare la stessa analisi, vabbè io e te la partita avremo con gli stessi occhi, avremo lo stesso modo, infatti. Fabio, io ti bacio, così ti lascio guidare, grazie mille per l'intervento e recupero vale, denuncia sta cosa in qualche altro video, perché credimi, non era per esempio tu dici una botta, qualcosa, erano proprio bomboni, vale? Poi nei buchi diciamo delle scale, cioè vengono proprio, cioè si sentono 10 volte di più, ma poi gliel'hanno tirato proprio addosso, che hanno tolto la rete, non se ne può più. Ti abbraccio. Ciao, Fabio, ragazzi. grazie mille.
un bacione a Fabio Versatile, inviato direttamente da Furigrotta. Recupero un pochino, vabbè, è proprio inaccettabile, lo continueremo a dire perché non si può, cioè poi diciamo che ce l'hanno con noi e gli diamo ragione, perché facciamo uguale a quello che anche quando ci danno la colpa che non è colpa nostra, poi prendiamo e gli diamo la possibilità di farci, è proprio stupido, è un atteggiamento proprio stupido che non ha nulla a che fare con il calcio, proprio nulla. Cioè tu stai vincendo, manco a dire devo sfogare perché sto perdendo, cosa da ignoranza. Stai vincendo 3-0 nella tranquillità più totale, cominci durante il fine primo tempo, continui dopo tutti gli annunci che stai rischiando che ti squalificano il campo, se si arriva a scoprire gli scontri si può perdere anche a tavoli. Signori, non c'è roba più grave di questo. Recupero i messaggi e vi ringrazio tutti. I like, signori, dobbiamo arrivare a 5.000, non so come, ma dobbiamo arrivare a 5.000. Valerio, mi è piaciuto molto il centrocampo Lobo Gilmour. Ngong segnerebbe anche se non volesse. Si può dire che sono innamorato di McTominay? Si può dire assolutamente, sono con te e penso che c'è la fila per Scott. Centrocampo Lobo Gilmour mi è piaciuto tantissimo e mi piace l'idea che, perché Bassini, questa è una delle cose, mi hanno fatto notare anche un messaggio un commento su Instagram, eravamo tutti Bassini, troppo Bassini, abbiamo perso tutte quelle torri, McTominay, Anghissà, Lukaku, ci abbiamo abbassato tantissimo la statura. Te lo puoi permettere col Palermo ed è bello avere due palleggiatori, uno si abbassa, l'altro ti può dare una mano, vengono a prendersi il pallone dai difensori ed è perfetto, perché poi sono anche dinamici. Ovviamente non lo so se poi ti puoi permettere di rinunciare ad Anghissà contro squadre più fisiche, perché poi là un po' la tieni tu e un po' la tengono gli altri, ovviamente puoi andare un po' in difficoltà sulla palla di nessuno. Ngong, vabbè, il primo gol è un infortunio di Sirigu, ma poi ha fatto il secondo dove ha dimostrato io segno anche se non fa la papera il portiere, e questo fa molto piacere. Poi vabbè, l'abbraccio con Kvara l'avevo chi non mi segue su X e che vi perdete. Allora, McTominay, Neres, Baba Mia, i due centrali Halma, Neres, Halma, Ngong, calma. Anche Emanuele, andiamo a recuperare che c'era dopo Ross, c'era Diego, Scott vita mia, vedi, c'è la fila, un po' di priorità a Valentina magari perché ci aveva messo gli occhi da un po' di tempo, però vabbè, ce lo dividiamo. E ringrazio tantissimo Virgilio. Conte celebra il movimento senza palla, anche con la Juve c'era sempre più di un'opzione per scegliere la giocata. Con tutto il rispetto, il Palermo stasera non ha avuto i mezzi. Vi abbraccio e abbraccio anche io te, Virgilio, assolutamente. E va detto, la spinta di Caprile per me era rigore, ma non lo so, sai, hai rischiato. Ecco, diciamo che è la seconda volta che Caprile rischia la giocata, perché si è messo davanti, alla fine spalla a spalla si può anche non chiamare, però ha disturbato, ci sta, voglio dire, fossi un tifoso del Palermo stasera lo sottolineerei che quello è un rigore che si può dare. Poi qualcuno diceva rosso, no, se ti dà il rigore poi prende il giallo chi fa fallo, nel caso del portiere. Vedi, è un secondo rischio. Poi di Caprile mi sono piaciute che si è preso la responsabilità su un paio di corner, forse anche 3, o la palla spiovente, lenta, che finisce al limite dell'area piccola, esci e te la blocchi. Questa è una di quelle cose che chiediamo a Meret. Il resto è ancora un po' da registrare. Caprile avrà modo di farlo e dovrà farlo, perché adesso tocca a lui, che Meret è molto infortunato. Quindi ci sono tantissimi spunti. Brockfire, Politano, lo so, sarà difficile accettarlo, e speriamo che Politano, se giocherà ancora da titolare, ci dia anche qualche gol. Non gli chiediamo a Politano di fare la giocata di Neres entusiasmante, però di quando fa i suoi tagli di abbassare un po' il corpo e di prendere la porta, qualche assist in più, perché solamente il lavoro sporco poi il tifoso non lo ammette, e si può fare di più, perché devi avere una bocca di fuoco, c'hai due bocche di fuoco che tenerle in panchina è tremenda. La polemica sul rosso, Rossana,
anche se non c'è intenzione, non è sempre gioco per il rosso, assolutamente, quello è un rosso sacrosanto, hai alzato la gamba e l'hai preso in faccia e rischi di togliergli un occhio se va il tacchetto nell'occhio, hai fatto un colpo da karate che rosso direi non c'è alcuna polemica, non c'è alcuna discussione, non c'è alcuna discussione. Delle volte se uno sta molto basso si dà il fallo al contrario, oppure si dà solamente il giallo. In questo caso la gamba era altissima, incolumità del giocatore, questi sono i rossi che vanno dati e non si scherza proprio. Partita senza ammoniti con un espulso, no, non è vero. Rossella, c'è stata l'ammonizione per Marin, non so se c'è stata anche un'altra ammonizione per il Palermo, ma quella per Marin sicuramente. Fallo pericolosissimo, non scherziamo. Attacco contro il Monza, McTominay, Neres dietro Simeone, Big Rom al secondo tempo. Sergio, non credo che Lukaku giocherà, c'ha voglia, si vede, guarda come chiede il pallone, sempre così. Sì, no, deve giocare. Io l'avrei fatto giocare anche stasera per dargli minutaggio, per farlo rodare e per farlo entrare in forma. Mi dispiace per Simeone, ma priorità poi all'attacco pesante, all'attacco che deve essere l'attacco titolare. Non sottovalutiamo il Monza, non sottovalutiamo nessuno, non abbiamo sottovalutato nemmeno il Palermo, perché con le seconde linee comunque eravamo belli aggressivi e questo fa piacere. McTominay, Kvara, Neres con Lukaku, penso che il Monza si può spaventare. Vabbè, Pino, il tipo ex arbitro in Mediaset dice che non è rosso e che quello era rigore. Che si fa? Si dissente con grande educazione. Ognuno avrà la sua opinione e si dissente. Come l'hai visto Zerbin stasera? Io purtroppo bene, ma troppo poco lucido negli ultimi metri. Sì, l'hai descritto secondo me bene. Poi là, ragazzi, là il riempimento, non è che tutti avranno spazio, c'è già una certa abbondanza in attacco in quelle zone dove adesso sta utilizzando Zerbin e quindi non ci sarà spazio. Se però per caso vogliamo cominciare a provarlo anche al posto di Mazzocchi, la butto lì così perché ragionandoci, Mario, finalmente acquisti di spessore e non scommesse. Beh sì, perché quelli che stiamo vedendo sono acquisti di spessore, sicuramente Neres, sicuramente si pagano, ragazzi, si pagano quelli che paghi, che poi non sempre, può essere anche che li paghi tanto e non ti risultano e non ti sviluppano, però questi qua li hai pagati quello che li hai pagati. McTominay, Neres si va vicino ai 30 milioni e ti rendono. Le scommesse ci sono Marin, è una scommessa, è una cosa che ti può ripagare più in là, come lo era Nathan, come lo era Caiuste e come più o meno lo è Spinazzola. A parametro zero ci rischi poco, però mi sembra che queste partite Spinazzola le può fare perché gioca in surplus, lo vedo parecchio, gioca rilassato, ecco, non è che c'ha quello scatto fisico, che l'accelerazione bruciante, quella gli manca e non so se la recupererà più, siamo in là con l'età ovviamente, questo è lo scotto da pagare. Ragazzi, calma, tra 72 ore si rigioca e sarà molto più dura. Non pensiamo che tutti i problemi di questa squadra in convalescenza all'improvviso siano scomparsi, e lo sai che io sono d'accordo, non ci dobbiamo deprimere. Quando è troppo presto così non ci dobbiamo esaltare, perché comunque è troppo presto, esultiamo, la calma, io non è che vi stoppo se voi esultate, vi vedrete domani che perdo completamente la testa, perché ci sono delle cose che ti fanno ben sperare anche per le prossime partite, l'inserimento di alcuni nuovi, quelli di spessore. Poi nel racconto di Napoli-Palermo ci va dentro che il Palermo è una squadra che ha 8 punti in Serie B e sta in grossa difficoltà. Lo stesso Sirigu ci ha dato una grossa mano, si può dire, no? Un po' appesantito. Babbi! Hi! Basta. No, come basta? Ho appena cominciato. Basta. No, non posso, basta. 20 minuti, altri 20 minuti.
No. Bobby, 5-0. Really? Yeah, really? She didn't believe it. Sorry. Non ci credeva. Ma invece è proprio così. 2 domande. Secondo Dengong più cambio di Politano e Neres di Kvara in un 4-3 più classico, lo vedresti bene Gilmour come altra mezzala insieme a Anghissà e Lobbo? Guarda, allora Ngong più cambio di Politano e Neres di Kvara, per come ha impattato oggi Ngong, a sinistra lo vedo benissimo nel senso che può fare il sinistro suo a chiudere sul secondo palo bene. Sono abbastanza simili come caratteristiche. Poi Neres può essere anche più imprevedibile perché ha più tecnica, quindi Neres ci ha giocato a sinistra, quindi veramente non ha senso secondo me darti una risposta sotto questo punto di vista. Si possono alternare in un 4-3 più classico. Gilmour come altra mezzala insieme a Anghissà e Lobbo, non lo so, se forse preferisco, perché conosciamo Lobotka di più, poi ti dirò quando vedremo più partite di Gilmour, forse preferisco Gilmour centrale con Lobotka mezzala che fa tutto quel lavoro anche di interdizione, avanza, c'ha gli strappi Lobotka che ci ha fatto vedere, che non so se Gilmour ce l'ha palla al piede, quindi ti direi Gilmour centrale, Lobbo e Anghissà, però vedo un clima abbastanza sereno, mi fa piacere. Allora, buonasera, hai visto lo stemma sulla bandierina? Assolutamente sì, Fabio, non mi fa impazzire, l'avrei messo azzurro, ma queste sono quelle piccolezze che ci diciamo tra di noi, siamo io e te che ci teniamo a queste cose. E il nuovo stemma del Napoli funziona quando qualsiasi sfondo tu lo puoi utilizzare in trasparente, tutto bianco con la N blu. Io, come state vedendo nelle mie thumbnail, continuo a metterlo tutto azzurro perché non voglio perdere l'azzurro, e secondo me sulla bandierina gialla ci sta bene. Troppo bianco non mi piace sul giallo, ecco, per capirci. Non sottolineiamo il Palermo, no al turnover, unica nota stonata Rafa Marin, un po' sì, un po' calante, se vogliamo parlare in termini musicali, una nota stonata nel senso che è un po' calante, non è proprio, sai, se stai in do, per capirci, non è proprio un do diesis che non ci sta proprio nella scala, è un do calante che va verso il si, però non è proprio si che ci starebbe bene, sta lì in mezzo i microtones, come si chiamano? Ciao, sto andando il più veloce possibile ragazzi perché tra un po' devo andare via. Che bandiera? La bandierina del calcio d'angolo stavo parlando. Rafa Marino, ho provato a giustificare i suoi errori ma sta messo parecchio male, erroracci che difficilmente gli daranno una maglia titolare. Siamo d'accordo, ma tanto non la vedrà probabilmente, a meno di infortuni o di squalifiche, nemmeno Juan Jesus la vedrà la maglia titolare, ragazzi. Quelli sono i 3 che poi, se a gennaio si interviene, è un conto. Fatemi recuperare qualche vocale per dare soddisfazione anche a chi supporta da sempre. Fatemi recuperare. Vai Alberto. Ciao Valerio, partita fondamentale dal pre-partita fino alla fine. Nel pre-partita per sentire Manna che ci dice che quest'anno dobbiamo onorare la Coppa Italia perché non siamo in Europa. Yes. Importantissimo da sentire questa cosa, vuol dire che fino ad adesso ce n'è fregato poco meno di niente. Per dare spazio un po' alle cosiddette retrovie che hanno fatto una buona impressione, e per capire anche che perché Rafa Marin non è ancora entrato in campo. Esatto. Oggi avete visto un fenomeno che salta l'uomo in tutti i modi. È vero. Su McTominay l'ennesima mia vittoria. Non avevamo un centrocampista così forte dai tempi di Hamsik. Chi l'ha detto nel gruppo? Solamente aspetta. Non c'è dubbio. Mirko, la mia soddisfazione di stasera è stata l'emozione di mia figlia piccola che esulta ai gol del Napoli in mezzo a compagni di classe tutti strisciati. Che bellezza! Applausi Mirko, bravo, stai facendo un ottimo lavoro e sono troppo contento. Vedete che
poi noi, capito, facciamo le analisi, andiamo nel profondo, la cosa societaria, eccetera, eccetera. Poi i bambini piccoli vogliono essere tifosi così, vogliono vedere che gol, e quando c'è il gol c'è l'entusiasmo generale, si vede il papà che sta più felice così, e il bambino esulta, e i bambini si divertono così, senza fare tutti i retropensieri che facciamo noi che siamo maledetti. Queste sono le cose belle, le cose bellissime. Quando mi si viene a dire la coppetta inutile, quando mi si viene a dire vabbè, ma che ce ne frega che abbiamo perso 4-0 col Frosinone in Coppa, concentriamoci sul campionato. No, perché una partita come questa, 5-0, è capace che hai guadagnato dei tifosi all'estero, dei tifosi scozzesi che diventano simpatizzanti perché stanno guardando gli scozzesi che entrano e segnano. È capace che qualche altro brasiliano che seguiva Neres ti si guarda la partita. Crescere è l'unica cosa che conta, e si cresce facendo più partite possibili, facendo le coppe. Io guardavo queste seconde linee e pensavo, ma una Conference League ci sarebbe stata proprio benissimo, un'Europa League, mettevi, capito, una toppa in questo buco settimanale. E vabbè, non fa niente, questa è la cosa. Quindi onorare, come diceva pure bene Alberto, lo diceva Manna, onorare il più possibile, perché anche le seconde linee meritano una chance e meritiamo di vederli. Molto bello, molto molto bello. Ringrazio anche Valentino. Ma quanto batte bene i calci d'angolo Neres, sentirai nella reaction domani, Valentino, che gli dico proprio prima che lo sta per battere, gli dico, ma tira a porta. Cioè, se non lo fai tu, e se non lo fai con il Palermo, che siamo tutti tranquilli, tira a porta. Tu ce l'hai la tecnica per tirare, sei mancino, sei un fantasista, non facciamo paragoni tra brasiliani e argentini, ma se non tiri tu a porta da calcio d'angolo, chi deve tirare? Quindi io ho detto tira a porta. Poi ha preferito fare un altro assist per dare soddisfazione a Juan Jesus. Al gol di Gesù il sangue di San Umberto si è sciolto. La Coppa Italia. Non penso proprio, Vale, che all'estero, vedendo quello che succede, hai ragione Roberto, hai ragione al 100%, mentre, capito, io parlavo di calcio e quindi gli highlights, ecco, magari qualcuno che si vede gli highlights e negli highlights non mettono purtroppo quello che è accaduto, anche se non li inquadrano, si sente e si sentiva forte, e purtroppo non è bello. È stato ecco, una delle cose che è stato brutto è vedere McTominay che si guarda intorno e dice ma che cazzo, che sta succedendo? Che vuol dire? E molti dei giocatori così che entrando guardavano gli spalti per capire cosa stesse, non c'era nessuna logica, non si può arrivare a parlare, no, perché quelli il gemellaggio col Catania, il Palermo il gemellaggio con la Roma, ma chi cazzo se ne frega? Ma non fateli entrare, ma controllateli per bene, perché poi il primo a dover essere accusato deve essere chi lo fa, ma il secondo deve essere chi controlla. A chi sta ai tornelli, perché a Fabio Versatile gli levano il tappo e si deve comprare la bottiglina d'acqua allo stadio, mentre può entrare la qualunque da parte di altri? Quindi il primo chi lo fa, il secondo è chi ti controlla, e il terzo è chi non mette un freno a tutto questo. Non si può accettare più, veramente veramente male. Recupero un altro messaggio. Valerio, un vocale velocissimo. Vai. Se davvero De Laurentiis vuole fare lo stadio, che tolga di mezzo quella gentaglia, perché io mi dissocio da quello che è successo, come spero si dissocino tutti, perché veramente noi siamo stanchi di essere sempre denigrati e marchettati. Io vivo fuori, lo si vive tutti i giorni, lo viviamo tutti i giorni questa discriminazione, e per colpa di 4-5 stupidi noi passiamo sempre dalla parte del torto. Quindi che De Laurentiis, se voglia fare lo stadio, lo faccia, e che lo faccia togliendo di mezzo questa gentaglia che non ci rappresenta. Hai ragione al 100%, che lo faccia o non lo faccia, anche se si resta al Maradona, si deve intervenire, perché non si può accettare più. Li nascondono, si controlla. Si controlla, non puoi avere un membro così sproporzionato, si tappa addosso e si controlla, non si può accettare. Ma basta
I petardi erano dei palermitani, aspettiamo di diffondere notizie false. Ever, non accetto non ho detto nessuna notizia falsa, non ho detto sono stati napoletani, sono stati palermitani, ho detto che non mi interessa chi ha iniziato, non mi interessa chi ha continuato, ho detto in generale non si può accettare. Quindi nessuna notizia falsa. Sicuramente se hanno cominciato loro, abbiamo cominciato noi, non mi interessa, sto parlando in generale, non si può accettare che si sta facendo sport e si lanciano le bombe, non si può accettare. Quindi nessuna notizia falsa. A Mediaset un quarto d'ora di intervista a Dionisi sugli arbitri, 2 minuti Conte, benissimo. Ma come si può fare? Questo lo dicemmo, Conte, stai attento che qua magari a Conte fa pure piacere non parlare, resta col profilo basso e va bene, ma è così. Raffaele, lo posso dire che mi è piaciuto, rischio il linciaggio? Lo rischi, Raff, lo rischi. Io ho guardato un pochino sui social al gol di Juan Jesus, ovviamente il sarcasmo che ci sta sui social. E Neres è stato capace di far segnare anche Juan Jesus, che non è puro, Juan Jesus comunque ti schifo a prescindere, quindi non avrà modo di recuperare facendo per esempio 2 o 3 partite consecutive di grande livello, perché è panchinaro e resterà panchinaro, ed è così che finirà. Noi che non siamo accaniti ci godiamo una prestazione pulita, condita col gol, gli altri che si vogliono accanire a prescindere si fanno Notate che però purtroppo, viste queste cose qua, molto spesso dei giocatori devono chiudere i social, non possono aprire i commenti. C'è un'intervista a Gosens molto molto importante, molto interessante, che dice: io nei momenti buoni e nei momenti cattivi ho dovuto chiudere tutto e non ho letto più niente perché ci stavo male. Qualcuno soffre più di altri, e questo tunnel in cui per esempio è entrato Leao, che sta sempre lì sui social, sta sempre a fare frecciatine, poi fa un golletto e silenzia i tifosi, poi fa un'altra prestazione sottotono e se ne torna a quello potrebbe avere una carriera così, ed è capace che i social lo stanno affossando, quindi è così. Allora, come mai la fascia da capitano Bobot che no a JJ? È una buona domanda, anche io pensavo che potesse andare a JJ per anzianità, però Lobotka se la meritava. Mi è piaciuto vederlo con la fascia. Rafa Marin, come lo ha visto? Oppi? Benino, ha fatto delle cose, delle chiusure pulite, anche in impostazione abbastanza pulito, poi ha avuto 3 blackout che in Serie A probabilmente si pagano, e quindi bene che abbia avuto un impatto con la partita positivo, si porta appresso il 5-0, starà contento, si allenerà bene con la tranquillità, però sa anche, si è reso conto contro una squadra di Serie B, di media classifica di Serie B, si è reso conto che quelle cose, ecco, è bene che siano successe queste cose senza averle pagate, in modo tale che ci si può lavorare con la tranquillità di aver comunque vinto e di non essere costato punti, quindi ci si deve lavorare, però si capisce perché Conte ci aveva detto che non era pronto. Lui ci aveva detto forse in fase di impostazione, ma c'è dell'altro evidentemente. Mazzocchi alterna lanci buoni a disastri difensivi, è vero. Oggi io ho visto fare a Mazzocchi 2 dribbling proprio da fermo, movimento solo col corpo, senza la palla, e poi saltare l'avversario e poi venire rimontato magari prima di riuscire a mettere un cross. Alcune volte è vero, il lancio è buono verso le punte, altre volte si perde l'avversario, purtroppo ragazzi non possono essere tutti a livello di McTominay. Stiamo capendo il livello un po' di tutti. Conte l'ha capito. Non dico che è proprio Mazzocchi che ha portato a cambiare il modulo, però Conte ha una storia di squadre con cui lui comincia in un modo e poi si assesta con un altro modulo e poi va in crescendo. Può essere che sono tempi fisiologici, tu metti la squadra migliore che puoi, che hai in mente e come la vedi, poi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, perché magari in allenamento tu sei bravissimo e ti guadagni il posto, poi in partita fallisci, perché c'è tutta un'altra pressione, e quindi la tranquillità che abbiamo è che Conte è un allenatore credibile e che quindi quando fa una cosa noi
se avesse fatto una formazione del genere un Gattuso, se l'avesse fatta un Mazzarri, un Calzona, un Garcia, cosa avremmo detto? Io avrei detto quello che ho detto lo stesso di Conte, però Conte si porta appresso un'aura che gli permette, soprattutto dopo quello che ha fatto, la prossima che farà che non capiremo, noi ci stiamo un attimo zitti, ci guardiamo la partita e poi la commentiamo poi dopo. Credi che sia possibile vedere dal primo minuto insieme Kvara, McTominay, Neres e Lukaku? Cosa ne pensi? Lo spero, Mirko, lo spero, perché è chiaro, sempre la solita storia, la coperta corta, l'equilibrio, il lavoro che ti fa Politano, capito? Però se tu hai un attacco di questo livello, mettere i giocatori più forti, questo è il buono di Conte, cioè permettere gli 11 più forti che hai, non costringi gente fuori ruolo, ma adatti il modulo, lo sposti, ed è una cosa che avevamo detto prima dell'inizio del campionato. Con queste coppie, con la lista dei giocatori, il 4-2-3-1 è perfetto, te lo ritrovi proprio perfetto. E quindi bene che si sia passati e che non ci sia focalizzati. Vedremo le prossime, perché questi sono due estremi. Abbiamo visto due estremi, la Juventus, dove siamo stati più prudenti, è una delle squadre più forti della Serie A. Questa probabilmente col Palermo è una delle squadre più scarse che affronteremo dopo il Modena, che però ancora stavamo in rotaggio, ci mancavano tutti i giocatori. Il Palermo è una delle più scarse che affronteremo quest'anno. Quindi vediamo se c'è una via di mezzo, sempre mantenendo questo modulo, senza andare tutti in avanti, mantenendo l'equilibrio. Vediamo, io se vedo questo attacco, io avversario ci penso due volte prima di lanciare i terzini in avanti, lanciare i centrali in scorribanda in avanti, perché se il Napoli tiene il pallone è pericoloso. Comunque Neres sta imparando a rientrare, ho notato che ha provato la fase difensiva, poco convincente ma ci prova. Bravo. Bravissimo, bravissimo, l'ho urlato 2 o 3 volte. Checco ci ricorda i like, mi fate sapere a quanti stiamo, perché siamo in più di quasi 800. Fatemi sapere, se no non parlo, e tra un poco me ne devo andare. Fatemi sapere. È anche vero che però un turnover con dei giocatori così forti non l'avevo mai fatto, e almeno metà di quelli che vengono considerati panchinari erano stati acquistati come papabili titolari. È giusto, Max, come ragionamento. Per me il turnover aveva un grande senso, e aveva senso anche Marin. Io l'avrei fatto esordire contro il Palermo Marin in una difesa a 4 meglio che in una difesa a 3, perché è più abituato. L'avrei fatto con Buongiorno accanto, che mi dava più tranquillità. L'avrei fatto magari con Di Lorenzo accanto, che mi dava più tranquillità di Mazzocchi. Non abbiamo torto a dire una cosa del genere, perché poi alla fine qualche sbavatura è avvenuta, non è stata letale, perché siamo stati bravi a sbloccarla subito. Sirico ci ha dato una grossa mano a sbloccarla subito e quindi abbiamo giocato sul velluto. Ci sta far giocare Gilmour anche insieme all'Obotka, ci sta far giocare Neres, lo stesso Raspadori nella zona sua, anche se non ha brillato, ma si porta un assist a casa, il primo gol di Gong è assist di Raspadori. Ci sta Simeone che è la prima riserva se Lukaku non sta in forma. È chiaro, Juan Jesus ti convince di meno, Spinazzola è una questione fisica, il resto sono giocatori che si possono alternare con i titolari. Si dico cuore partenopeo, 458 like. Vabbè, allora me ne vado subito, tanto devo andare a parcheggiare. 5-0 il Palermo, molto bene, benissimo, ovviamente piedi per terra. Parlando della partita, Rafa Marin, sono d'accordo con quanto ti stai dicendo all'inizio live, benino, diciamo ok, la crescita probabilmente c'è, è in atto, non è pronto però per spodestare Rachmani. Limitiamoci a dire questo, sì. Comunque erano pure 90 minuti, mezz'ora quasi finale pure con un nome in più, quindi va bene così. Come ho scritto sul gruppo, finalmente dopo 5 anni abbiamo sostituito Hamsik con McTominay, che è per caratteristiche penso l'unico centrocampista passato per Napoli con le stesse caratteristiche di Marek, calcia come sapeva fare lui, da fuori, dentro l'area, si inserisce come Marek, bene, molto bene così. Caprile benino, ma io
Incontro persone nelle macchine che stanno guardando Valerio Fluido in live. Ma che dici? Grande Fabio Versati. Allora, un piccolo applauso a Spinazzola che ha fatto 90 minuti, a prescindere come li abbia fatti, gli facciamo un applauso che è bello, perché comunque sembrava impossibile e invece anche questo è successo. Di McTominay mi stavo dimenticando, ha preso un incrocio dei pali che sta ancora tremando, oltre al gol lampo che ha fatto. Poi c'è stata tutta una serie anche di fasi di altruismo selvaggio nel fine partita, perché Kvara voleva far segnare Lukaku, non ha tirato alla fine, Lukaku peccato, però va bene, spolliciate, lo dice Angela, non lo dico io, lo dice Angela Torre. Pongo un accento sulla prestazione di Gilmour, positiva, per me da 6,5, insieme a quella di Lobotka. Lobotka già lo conosciamo, Gilmour sta là, ordinato, è bello quando si scambiavano il pallone, sai, quei passaggi che entrano nel conto dei passaggi, anche se non ti cambia nulla, però fanno fare un movimento in più all'avversario che ti sta inseguendo, fanno perdere il fiato, fanno perdere il ritmo, sono passaggi che servono all'interno di una partita per non avere la frenesia. Molto spesso quando il Napoli è frenetico sbaglia l'ultimo passaggio, invece alle volte calma, c'è il doppio play, si può alzare la testa, si può vedere, veramente veramente piace. Il fraseggio nello stretto è la vera novità di questa partita, poche verticalizzazioni e molte triangolazioni, alla faccia di chi dice che con Conte solo lanci lunghi e partite sporche. Giusto, Antonio, e questo sottolinea le caratteristiche dei giocatori che avevi in campo. Parliamo di Lobotka e Gilmour, no? Quindi tecnica nello stretto, parliamo di Neres, Ngong, Raspadori, gente che non gli devi fare la pallata. Se fai la partita sporca, questi qua, male il Palermo che non è riuscita a sporcarla la partita, questi qua con la partita sporca possono andare in difficoltà perché non sono grossi, però nello stretto si fa calcio, quindi in questo molto bene, vuol dire che ci si adatta, non è... Un paio di volte ho visto Caprile fare un lancione su Raspadori e ho detto che cacchio, che fai il lancio su Raspadori, non ha senso, e invece palla a terra molto bene, pochi cross, esatto, ma perché non c'era senso. Simeone sì, qualche cross lo può buttare dentro, ma quando c'hai tutti questi piccolini meglio fraseggiare, e come vedi si può fare anche 5 gol. Gilmour, prossimo play azzurri, vedo già Lobotka al Barça e dispiace molto. Cosa ne pensi, Valerio? Ciao a tutti bellini. Dom e Nico, sì, vediamo se Barcellona, io non ho capito se Barcellona c'ha i soldi o no. Ogni tanto fanno gli acquisti roboanti, non lo possono tesserare perché devono vendere a uno, si vendono e poi risolvono e tesserano, non l'ho capito, però sì, Lobotka è un giocatore di grande spessore e se è arrivato al limite lo capirei anche se si vuole giocare una chance in un top club che già sta in Europa. E così Gilmour è un ottimo sostituto se questo è stato il pensiero, nel senso, se l'anno prossimo arriva l'offerta che non puoi rifiutare. Ecco, faccio un discorso un po' così, la paura visto che non è ancora arrivato il rinnovo a Kvara, io voglio tenere Kvara il più possibile. Grazie Nico, voglio tenere Kvara il più possibile. Se dobbiamo sostituirne a uno, ecco, non vorrei fare che è entrato Neres così al posto di Kvara, vorrei fare che magari è entrato Gilmour al posto di Lobotka. Mi sento un pochino più così. Guido, mi dispiace che abbiamo pochissimo tempo perché ho giusto 12 minuti, però ti volevo comunque invitare, ti volevo far fare un saluto alla community. 5-0, Guido non vieni, 5-0, non è vero. Vai. Ma ormai è assodata che esistono i multiversi. Buonasera amiche Bellini, buonasera PC Bellini, buonasera Valerio, vorrei salutare i gelatai. Io non credo stasera di dire cose particolarmente illuminanti, anzi meno del solito. Per me nel più breve tempo possibile. Non amo per nulla questo tipo di turnover. Abbiamo tra l'altro bruttissime esperienze a Napoli, ma in genere
sempre molto rischioso anche perché rischiano brutte figure i giocatori e poi la stampa dice vedi non sono pronti, non sono all'altezza dei titolari, cose già viste. Probabilmente è stato un rischio calcolato di Conte, è chiara l'indicazione che il Napoli deve puntare forte sul campionato perché non può non entrare nei prime 4, anche per questione di bilancio, un tema che dovremo affrontare. Apro e chiudo una parentesi brevissima, domani verrà probabilmente ufficializzato il bilancio della Juve. Io so 3 anni e mezzo avanti, cioè quando tutti negavano che non ci sarebbe stato un aumento di capitale, c'è stato, si è bruciato e ne dovranno fare un altro. Chiudiamo questa parentesi. E quando vi ho detto attenzione al bilancio del Napoli del prossimo anno, chiudiamo quest'altra parentesi. Però il Napoli inizia molto bene, Valerio, con Gamba. Il Napoli non è neanche stato aggressivo, è stato compatto e messo in campo in maniera molto attenta, linee molto strette. Tra l'altro ha dialogato in maniera molto stretta in attacco. Interessante questa soluzione di Lobotka con Gilmour, perché tu hai la possibilità di partire sempre molto pulito. Lobotka praticamente era l'uomo più vicino al portiere, come se fosse, non era un difensore aggiunto, ma era in mezzo ai due centrali, sì. E quindi partivi sempre pulito. Lobotka un primo tempo partita sontuosa, migliore in campo per distacco. Però hai l'altro, diciamo, regista per la fase più offensiva, e Napoli ha dialogato molto bene, iniziato tra l'altro subito con 2 azioni di Neres che si è fatto subito conoscere. Primo gol ci ha aiutato Sorrentino, secondo gol grande gamba. No, Sorrentino, Paolo Sorrentino. Lapsus, perché ho visto il film di Paolo, sì, ci sta, però Sorrentino è stato portiere del Palermo, se non sbaglio, anche Sorrentino, quello ex Chiesa. In questo caso è l'unico lapsus accettabile, visto che la mia vita è fatta di cinema. Sì, scusate, secondo me è un bel gol. 17 minuti molto bene il Napoli, molto molto bene. Poi si è un po' adagiato, primo elemento di valutazione, e Conte si è arrabbiato sul 3-0, figuriamoci su quei minuti dove si è un po' adagiato. C'è stato il palo di Brunori che mi stavo dimenticando, c'è stato quel palo. Sì, c'è stato un momento. L'uscita a farfalle del nostro portiere, la seconda anche allo Stadium. Apriamo e chiudiamo un'altra parentesi, spunto soprattutto tra i nostri amici, non solo chi sta facendo un lavoro meraviglioso con le statistiche, ma Luccio con i piedi, i nostri 2 portieri, sia Meret anche Caprile ha fatto un passaggio che ha messo in difficoltà proprio Marin, là dispiace perché e poi Napoli ha deciso vabbè, riprendiamo a giocare. Il terzo gol bello di spizzata all'angolino di JJ, malissimo il secondo tempo. Io mi sono infastidito, no, vergognato no, perché dobbiamo dire vergognarci? Ho sentito degli amici belli mi sono vergognato, mica abbiamo commesso noi, non siamo casa. Noi no, questa è una cosa sbagliata, vedi, anche a livello psicologico, proprio infastidito al punto tale che se non fosse per l'amore per lo sport, perché è l'unico momento in cui posso stare con mio papà e poi per stare con voi, se no non potrei stare con voi se non vedo la partita, se no avrei detto papà spegniamo, basta, non la vediamo più, qualcosa si deve fare, si dice sempre. Io non tollero questo fatto che non si debba parlare, non si deve inquadrare, lo stadio è un luogo pubblico, non è il divano di casa, e tra l'altro si può far male a qualcuno, ma è un luogo pubblico, anzi andrebbero inquadrati e mostrati quanto sono deficienti questi personaggi, e andrebbe impedito che queste persone non devono più entrare in nessun, non stadio, palazzetto dello sport, ma proprio contesto pubblico, neanche un concerto. Hai fatto questa cavata e lo sapevi, sanzione amministrativa, basta. E quelli dicono no, ma hanno risposto per quelli, basta ragazzi. Domani o fra pochi giorni il City verrà prosciolto da un primo procedimento. Io vi sto dicendo, ho visto il calcio del futuro ed è uno sport per ricchissimi. Questo modo anche di difendere che hanno dei colleghi, gli ultra, modo vecchio, anni 80. Poi altro argomento, chiudiamo questa parentesi che dobbiamo tornarci. Poi Napoli, e tra l'altro sembrava quasi intimorito perché doveva attaccare da quella parte, c'erano i bomboni sulla bandierina di calcio d'angolo al centro dell'area. Poi insomma ha fatto un discreto secondo tempo che però abbiamo vissuto noi uomini di sport, no Valerio? Io credo che vedrai
No, vedrai la reaction sì, molto domani, faccio per pazzo. Molto amareggiati. Da dire molto bene Simeone, a parte un appoggio sbagliato nel primo tempo che ci stava costando un contropiede, si è mosso bene, molto bene, voglioso, è uscito con la maglia molto sudata. Tra l'altro ha fatto un bel tiro in corsa sul primo piano, molto forte, ben parato quello lì, di rapina il gol, no? Perché lui è andato a attaccare lo spazio, ha fornito l'assist per Neres. Io non condannerei, sì, per Neres ovviamente, non condannerei Marin è presto, ragazzi, per una sola partita. Gran tiro all'incrocio dei pari di McDonagh, che ha fatto un bel gol, guardate, perché lui ha tirato subito di prima l'incrocio, togliendo proprio il tempo al portiere, comunque l'ha angolata bene. Cioè, dovevi passare il turno, hai passato il turno. Il Napoli, sapete che io voglio vincere le coppe, anche quelle d'estate, dei tornei amichevoli, no? Io farei il museo del Napoli, stanze di tornei estivi, stanze di tornei internazionali, stanze di tornei italiani, quindi io non vorrei perdere nulla, quindi. Però sarà una Coppa Italia difficile, perché il Napoli, se deve vincerla fuori casa, no? Con la Lazio fuori casa, perché per la prima volta dopo tanti anni siamo sotto le prime 8, quindi ci siamo dovuti fare 2 turni preliminari, non eravamo più abituati, no? Per diritto le prime 8 saltano i primi punti, parlano agli ottavi e il loro ranking li fa giocare ottavi e quarti in casa. Quindi qualora, e speriamo, io la voglio vincere la Coppa, quindi chi dice jettatore, questo è un altro argomento che meriterebbe una discussione molto noiosa e non la facciamo. Scusami, ti devo interrompere, perché i nuovi non conoscono, no? Gente che non ha vissuto gli anni ultra. Aspetta, questo è un personaggio che stava nelle camere da letto. Guido era all'Eisel, quindi Gennaro, tu probabilmente non ci conosci. Figura. Che brutta figura ha fatto questa persona. Hai fatto una brutta figura. Avevo 11 anni e sono uscito e ho camminato in mezzo alla gente morta. Quindi siete fuori. Quando siete fuori luogo, purtroppo io vi devo sottolineare, perché mi rendo conto che nessuno può seguire tutte le live che facciamo da anni e anni. Chi ci sta da più tempo sa più cose, non c'è niente da fare. Solo apro una parentesi. Ricorda Valerio, per parlare una cosa bella, che è appena arrivato Maradona in Italia, no? Ed era molto difficile andare a 72.000 fisso di abbonati da morire, cioè andare al San Paolo. Scusami, è partito un vocale che non c'è. Quindi da ritorno dalle serie mia madre disse: tu non andrai mai più allo stadio. Quindi la mia carriera di tifoso con Napoli di Maradona, con un bambino che vive le emozioni a 1000, no? Molto più di un adulto, pensa che tristezza. E siamo stati un anno di contrattazione, poi sono tornato io l'anno. Lo scudetto ho visto più partite, tra cui Napoli-Juventus, quella cosa che vedete là in alto, Guido di spogliatoi, che un giorno bella stacco e la curva, io sono dall'altra parte, e la curva B con lo striscione tricolore con scritto: una sconfitta non frenare il nostro cammino, forza, coraggio, volontà, vinceremo. Me la ricordo ancora, 87, e io stavo lì così, sardine. Io stavo a Napoli-Juventus 3-0, Coppa UEFA. Il giorno dopo avevo compito di greco, l'ho fatto e non è andato male. Guido, io purtroppo ti devo stavo a Napoli-Stoccarda 2-1, jettatore, non è andata male. Bene, dai, è un percorso. Ti giro questo caffè di Raffaele, un caffè per Guido, sempre un piacere ascoltarti. Vogliamo fare un grande messaggio, non ha bisogno di in bocca al lupo, perché è un ragazzo intelligentissimo, immagino che sarà studiatissimo, a Marek Hamsik, che inizia il suo percorso per diventare allenatore. Sì, lo sto vedendo anche presente sui social, un po' più presente sui social, Marek. Mi concedi questo mio saluto personale a Marek? Come no. Grazie. Guido, gentile, grazie infinite. Ci aggiorniamo, poi recuperiamo una live ragazzi, più lunga. Un po' più di calma, vivete il calcio con passione, ma non così, io non me la sono presa, per dire, un po' più calmi, ragazzi, soprattutto nei miei confronti, calmi, qua c'è da divertirsi e non vi vedo che vi state divertendo, avete ragione, divertiamoci, anche perché io ve l'ho detto, salutiamo Valerio, noi quest'anno sentiamo nell'ottica dell'idea che siamo la squadra che non deve vincere, ma che nessuno vuole incontrare, una sorta di
di freccia nel fianco, rompiscatole, eccetera. Quindi non hai questa pressione che non sta dando manco conto. Continua a dire che è un percorso. Oggi ha detto stiamo gettando le fondamenta, stiamo ricostruendo, come ha detto l'allenatore, non io, non Valerio. Però se voi entrate in questo percorso, ogni partita, io non ho mai vissuto uno 0-0 sereno come quello di domenica, c'era sabato, eccetera. Quindi un po' più di serenità, gioia, forza e coraggio, vinceremo. Non quest'anno, l'anno prossimo. Calma. Amiche Bellini, amici Bellini, Valerio, Gelatai e soprattutto Marek, sei un grande. Ciao. Un abbraccio a Guido Gentile, grazie infinite per essere stato così breve, colpa mia. Quindi volevo anche ringraziare, mi ero perso un paio di donazioni. Giancarlo, irrompo con un volo pindarico, acceleriamo sul rinnovo di Kvara, Manna sostiene ci sia tempo, bisogna che stia sereno, sicuramente ho visto i pompieri con le bandiere del Napoli, ma quanto batte bene i calci d'angolo Neres. Signori miei, io vado a suonare, vuol dire che voi dove potete lasciare i like finali, vuol dire che il mio lavoro è ancora e sempre la musica, però come ha detto Guido, no? Siamo partiti con questa squadra che, madonna mia, ha fatto tutto il turno, mamma mia che paura, quindi c'era meno aspettative, non ci siamo divertiti molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Bene. Vedo un lodito sereno, mi fa piacere. Ragazzi, la reaction vi arriverà quasi di notte, appena torno dalla serata, sarà mia premura.